Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questa presentazione. Grazie innanzitutto per essere qui nonostante la imminente partita del Cagliari, motivo per cui l'abbiamo anticipato alle 18. Siamo tutti in fibrillazione, ma per governare l'ansia ci distraiamo con il romanzo di Antonio Boggio. Dopo Omicidio a Carloforte, che è stato un grande successo l'anno scorso, tornato in libreria con Diritto alla Baia d'Argento, sempre per le edizioni PM. Quindi intanto grazie ad Antonio per aver accettato il nostro invito, grazie a Nicola Muscas che dialogherà con lui, al Fico d'India che ci ospita e alla libreria Miele Amaro che è laggiù con i libri di Antonio. Iniziamo subito, così dopo chi vuole può andare a seguire la partita. Grazie. Grazie, buonasera. È bello immaginare che ci stiamo distraendo con un libro che parla di un morto ammazzato, però sì, rispetto a quello che ci aspetta tra poco più di un'ora, sì, in qualche modo è così. Innanzitutto è corretto dire di Antonio Boggio che il suo esordio dell'anno scorso è stato uno degli esordi più fortunati degli autori sardi di questi ultimi anni, in termini di riscontri, di affetto, non so, forse anche di vendita. Insomma, è stato un esordio accolto molto molto bene, al punto che quest'anno, dopo Omicidio a Carloforte, Antonio torna con Il delitto alla Baia d'Argento. Tra l'altro avete sempre copertine molto belle di APM. Insomma, il libro lo trovate anche là dietro al banchetto di Nicolò. Ti chiederei come hai fatto in un anno, c'hai anche 2 bambini, voglio dire, è un libro lungo. Io sono un lettore a tratti, a volte pigro, sicuramente un pavido, perché dopo le 350 generalmente mi spavento, fuggo. Invece ho iniziato questo libro domenica, l'ho finito poco prima di arrivare qui, perché la bravura di Antonio Boggio, secondo me, è quella di costruire le indagini nella maniera giusta, di scrivere gialli senza far finta che siano altro, e di scriverli bene però, perché poi a volte nell'ambizione di raccontare l'indagine di un delitto, alcuni autori si perdono, divagano, diventano inutilmente profondi. Invece l'Alvise Terranova, il commissario che Antonio si è inventato, che abbiamo conosciuto già un anno fa, ci tiene veramente incollati. Una scrittura che ha la giusta forza per farsi seguire, ma la semplicità che gli scrittori veri riescono a raggiungere dopo grande fatica. Secondo me è sempre un esercizio di fatica quello di essere semplici quando si scrive e di cercare di arrivare a tutti. Quindi ti chiederei, in questo anno di lavoro, probabilmente era un libro o una serie di libri che avevi in testa o in cantiere addirittura già da tanto tempo, come hai sviluppato questa storia, come hai fatto da un anno all'altro a tornare in libreria con un libro così pronto, così maturo, così ampio? Grazie Nicola, intanto volevo ringraziarvi a tutti per essere qui oggi, che insomma sappiamo è una giornata molto particolare. Sono contento di essere qui al Fico d'India perché è un luogo che ci accoglie sempre con molto entusiasmo, e soprattutto di essere qui con Liberos al Festival Entula, perché alla fine è da qui che poi tutto è cominciato l'anno scorso. Poi voglio ringraziarti particolarmente, abbiamo chiesto a mister Ranieri di averti in prestito oggi, no, te ne sono molto grato perché so che il tuo cuore è qui con noi, ma sta iniziando a battere da un'altra parte. Diciamo, fatti i ringraziamenti. Allora, Bukowski diceva che per scrivere servono 2 cose, serve un computer e una sedia, e che spesso è difficile trovare nella sedia. Ecco, io forse questi libri li ho scritti senza sedia, in piedi, correndo, nei ritagli di tempo tra un'attività e l'altra, tra la gioia dei bambini, il lavoro. Però
quando c'è la passione, quando fai una cosa con passione, la fatica non la senti, lo fai veramente con molto piacere. Grazie. I miei libri essenzialmente sono scorrevoli perché c'è proprio molto lavoro dietro. Allora, parto prima, tu mi hai chiesto come ho fatto da un anno all'altro. Io a un certo punto, prima che uscisse Omicidio a Carloforte, mi sono ritrovato i miei belli appuntini sulla scrivania, i post-it, dove avevo questi personaggi e mi è venuta una sorta di tristezza. Ho detto, ma io non vivo più a Carloforte da 20 anni per motivi di lavoro, quindi mi è venuta questa tristezza. Io per tornare a Carloforte ci vado raramente, lo faccio con la scrittura. Riesco a vedere quei luoghi, riesco a tornare tra la mia gente scrivendo. Per cui ho detto, ma sai cos'è? Questi personaggi ora gli faccio fare un'altra avventura. E così un po' è iniziata un po' l'innesco a questa avventura del secolo. E poi, se devo essere sincero, non c'era un progetto di diversi libri prima di Omicidio a Carloforte. È nato proprio così, dalla tristezza di non poterli più ritrovare, di non poter più andare in quei luoghi. Ci sono, mi sentite? Sì? Ok, sono molto contento di questa risposta perché c'è molta verità in quello che dici e in quello che scrivi soprattutto. Si capisce la passione, si capisce la voglia di stare su queste storie, di stare su questi personaggi e si capisce anche che non sei un giallista da scrivania tradizionale, da progetto di 3 libri con questo personaggio. Ed è questa secondo me la forza di un giallo architettato come il tuo. Direi che neanche ce l'ho da scrivania, scrivo un po' anche dove capita. Questo libro è stato scritto forse il 60% da Pirani, il 40% insomma, un po' in giro. Molto bella, e la invidio molto anche questa tua capacità itinerante di arrangiarti a scrivere, perché io sono un po' abitudinario, invece ho bisogno di una disciplina diversa e invidio molto chi che va in freestyle con più facilità. C'è una signora statunitense, si chiama Elizabeth Strout, i cui libri ho divorato questo inverno. Non la conoscevo, è una donna di straordinario successo negli Stati Uniti. In particolare mi sono innamorato di una trilogia che ha come protagonista una scrittrice, lei si chiama Lucy Barton, questo personaggio di fantasia, e nel primo libro di questa trilogia lei ancora non è diventata una scrittrice affermata e sta seguendo un corso di scrittura, e in questo corso di scrittura il personaggio della maestra dice una cosa molto bella, e cioè gli scrittori hanno una sola storia e quella raccontano per tutta la vita. E mi è venuto in mente adesso che dicevi, per tornare a Carloforte la mia arma è la scrittura, la trovo una cosa molto poetica, molto vera, ancora una volta, quindi mi colpisce tanto, insomma, che mi hai portato lì con i pensieri. Dice un'altra cosa quella signora, la maestra di questo corso di scrittura immaginario di questo libro che ho letto, e cioè dice che i buoni libri sono quelli in cui l'autore o l'autrice non sta proteggendo nessuno, cioè quelli scritti senza pudore. E il personaggio del tuo romanzo dice: io ho scritto il mio primo il vero libro, quello che sentivo quando ho divorziato con mio marito, perché non avevo più nessuno da proteggere, ma in termini di sentimenti, poi va oltre l'autofiction questa cosa, no? Non so se capisci cosa intendo. E volevo chiederti, in una comunità ristretta come quella carlofortina, ti è mai venuta la tentazione di dover proteggere qualcuno? Poi ovviamente all'inizio del libro c'è la classica premessa che i personaggi sono di fantasie e con i riferimenti puramente casuali. Però dovendo, anche con l'esperienza dell'anno scorso, insomma, quando è uscito Omicidio a Carloforte, poi sull'isola come è andata? Qualcuno ti ha detto: ma guarda che quella roba, ma guarda quello sono io, come ti sei permesso? Insomma, ti viene da proteggere qualcuno o qualcosa quando scrivi delle cose che ti stanno così vicine, così a cuore?
Sì, allora, quando è uscito Omicidi a Carloforte io ero terrorizzato perché, come ti avevo raccontato, poi la vittima di Omicidi a Carloforte era lo storico sacerdote della nostra comunità. E quando uscì il libro, il prete vero lo trovarono l'indomani in canonica svenuto perché aveva, diciamo, sbagliato il cocktail di farmaci. E una marea di persone hanno cominciato a mandarmi dei messaggi e mi sono sentito un po' responsabile di questo malessere. Straordinaria profezia della grande letteratura. Esattamente. E lì ho detto, cioè, io sono finito come scrittore se gli succede qualcosa a questo punto, perché poi, cioè, metti che la prossima vittima è il calzolaio, cioè tutti i calzolai girano, insomma. Però andavi in classifica, secondo me, se non arriva il prete. Lunga vita, non signore. Poi ci sono state, diciamo, altre scene abbastanza simpatiche, molte persone mi hanno scritto, qualcuno si è riconosciuto, qualcuno mi ha detto, quello sono io perché è sempre ammazza brutta. Ho detto, okay. E qualcun altro poi si è anche proposto per fare la vittima o l'assassino negli eventuali prossimi libri. Comunque scrivere di una comunità è affascinante, ma anche pericoloso, perché poi rischi di andare a svelare quei pettegolezzi che tu magari pensavi non fossero veri. Il tuo inconscio ha lavorato in maniera subdola e te li ha messi sulla pagina, te li trovi lì e poi quando il libro viene pubblicato ti dice ma quello sono io, ma quello è quello, e tu dici vabbè no dai no, non sei tu. Però c'è una cosa fondamentale, quando tu decidi di utilizzare dei personaggi, poi soprattutto dopo il secondo ho avuto molta più difficoltà, perché a un certo punto io ho fatto la mia scalettina per scrivere questo libro e i personaggi hanno iniziato a ribellarsi, non facevano più quello che volevo io. In Omicidi a Carloforte funzionavano, cioè gli dicevo fai così e questo faceva così. Ora hanno cominciato a ribellarsi e il primo ribelle è Alvise Terranova, insomma tu gli dici ok vai lì per questa cosa e ti dice no, non lo fa. E ho avuto molta paura di questa cosa perché ho detto ma cosa devo fare? Non sono più proprietario, tra virgolette, non sono più il demiurgo di questi personaggi, ora vivono di vita propria. E c'è una cosa bellissima che ha detto Maurizio De Giovanni a Marina Caffè Noir l'anno scorso, e ha detto l'unica lealtà che devi avere in un libro non è verso il lettore, ma è verso i personaggi. E secondo me se tu sei leale con l'animo e l'autenticità di questo personaggio, è il regalo più bello che puoi fare al lettore. E così quando De Giovanni mi ha illuminato con questa frase verissima, mi sono tranquillizzato e ho cominciato a capire che certe cose dovevano andare in un certo senso, in un certo modo. Abbiamo detto che in Omicidio a Carloforte si indagava su un delitto importante perché veniva ucciso il sacerdote. Qui andiamo da un'altra parte invece. Mi ha colpito molto proprio dal punto di vista cinematografico che il delitto fosse ambientato in uno dei luoghi forse più dolorosamente iconici di Carloforte, cioè che quella specie non so se definirlo ecomostro, insomma quel non finito sardo al cubo che c'è sopra la spiaggia della Caletta, quell'hotel che qua diventa Baia d'Argento, nella realtà non so che nomi ha avuto o che nomi abbia, in una Carloforte estiva, quindi un formicaio brulicante di persone, di attività, dalla mattina presto alla notte fonda, una Carloforte afosa, piena di turisti, in cui chi è che viene a mancare dalla notte al giorno? Lo possiamo dire. Addirittura manco il morto possiamo dire. Possiamo che i gialli non puoi dire l'assassino. Beh, in effetti, mentre in Omicidi a Carloforte è chiaro che è subito il prete, qua in realtà lo scopri, diciamo, a pagina 30. A 30 di 400. Non si può dire. Vabbè, per i presenti lo diciamo, dai. Intanto, appunto, fa piacere che hai sottolineato l'ambientazione estiva, perché Omicidi a Carloforte iniziava in una Carloforte
più insolita, che era quella di un temporale di novembre. Qua partiamo invece di quella Carloforte che forse conosciamo un po' meglio, che è la Carloforte d'estate, col sole e caldo. Quando ho scelto sto tergiversando per non dire il morto. Allora, ho scoperto che forse possiamo anche non dirlo. La prendiamo lateralmente, se non vuoi dirlo non lo diciamo. Ma sì che lo diciamo. No, ti dicevo, quando ho scelto... allora, intanto l'hotel si chiama Baia d'Argento, a Carloforte era un ex hotel dell'Esit. Quella parte è vera, insomma. Sì, è vera. Diciamo tutta la parte poi storica che racconta è vera, Mario ha cambiato qualche nome di una società partecipata, insomma. E purtroppo quando ho pensato mi serve un simbolo di Carloforte per cucire questa nuova trama, è un simbolo anche non triste, insomma. Non so se vi è mai capitato di vederlo anche dal mare, passando in barca, cioè, è un impatto molto devastante. E devo dire che questo hotel non finito, cioè che praticamente era stato acquisito nel 2008 da una società che aveva iniziato a ristrutturarlo mettendo a progetto un incremento della cubatura del 25%, quindi l'hanno fatta, cioè è diventato il 25% più grande, e doveva aprire nel 2014 con circa 80 camere di lusso, piscina, in un luogo dove non c'è neanche l'acqua corrente. Insomma, e poi è rimasto bloccato perché sono state, diciamo, delle denunce, sono successe delle cose, scarico di materiale magari in zona non consentita e vari accertamenti. Mi sono dimenticato. No, vabbè, era tutto per non dire il morto, non l'abbiamo detto. Però c'è una tematica che ci riporta anche alla stretta attualità rispetto mi è venuto in mente, scusami, era appunto questo della tematica, che in effetti poi l'hotel in qualche modo divide la comunità carlofortina. C'è chi vorrebbe, visto che c'è, vederlo in funzione, chi non vorrebbe invece vederlo. Ed è stato interessante poi sentire alcune persone che hanno vissuto l'hotel quando era aperto negli anni 60-70, e ci sono persone che l'hanno amato, hanno amato quell'hotel. Magari in quegli anni non c'era una coscienza ambientalista spiccata così come fortunatamente oggi, e praticamente l'hotel Baia d'Argento, dove tu ti trovavi il complesso jazz blues che organizzava la serata, come ora io mi immagino una serata di gara in crociera. Per l'epoca era una cosa molto affascinante, soprattutto d'estate. Soprattutto se avevi 20 e 30 anni, 20 o 30 quelli anni. che lo rimpiangono. Esattamente. E per loro era un po' come viaggiare restando a Carloforte, perché poi lì incontravano persone di tutte le nazionalità. Molto bella questa cosa che dici, perché mi dà l'occasione di sottolineare delle cose forti di questo libro, e cioè che tutto non è come sembra, che niente è bianco o nero, niente è definito. E secondo me sei stato molto bravo a riprodurre la complessità della vita in questo. I cattivi non sono cattivi e basta, i buoni non sono buoni e basta. Ognuno ha le proprie miserie della vita che cerca di tutelare, di proteggere, quando anche non è direttamente coinvolto in un delitto, però ha le sue zone d'ombra. Molti personaggi che ruotano attorno a queste indagini hanno le loro zone d'ombra, e uno degli elementi di ambiguità è proprio il ruolo di questo albergo, cioè scoprire che quello era un posto vivo in cui qualcuno, non so, se si è innamorato, si è divertito, ha lasciato il cuore negli anni belli della vita, è davvero un risvolto della medaglia potente da ricevere come lettore. E questa cosa succede spesso leggendo il libro di Antonio. Tornando un attimo alle cose che ci dicevamo prima, da pagina 37, a proposito di chi si rivede, no, in un personaggio piuttosto che in un altro, volevo chiederti una cosa, e cioè se qualcuno secondo te si rivedrà in Beccetta, e che cosa vuol dire?
Possiamo dirlo, dici? Questo C'è la diretta, ci denunciano. Siamo qui in fascia protetta, Siamo in corriamo fascia il rischio, dai. Allora, a Carloforte, come penso in tutti i paesini, si utilizzano dei nomignoli che noi chiamiamo proverbi, e diciamo mi hai messo un po' nei guai per darti questa risposta. Ma perché è presente qua, eccetera? No, però neanche lo conosco, però diciamo sono quei soprannomi che insomma una volta che te li affibbiano ti passi un'adolescenza un po' brutta, dai. E poi non so se ci sia sempre un fondo di verità. Non lo traduci? C'è una interessante appendice in questo romanzo, come nei grandi romanzi americani Yiddish, no? Gli scrittori ebrei che lasciano la postilla con le traduzioni di tutte le parole ebraiche che ci sono nel libro. L'ha fatto anche Antonio. Alla fine di questo libro ci sono le frasi idiomatiche, dialettali, carlofortine che vengono tradotte, e volevo sapere cosa vuol dire beccetta. Non c'è detto il morto, dici almeno cosa vuol dire beccetta. Chi ha già il libro sul tavolo l'ha già scoperto. Potremmo dare il microfono al pubblico. Ma questo politically correct, siamo così. A tanto pare leggiamo, leggiamo. A che pagina? Pagina 36. Date un applauso alla reticenza di Antonio, dai. Diciamo, anziché dirlo io, lo faccio dire al personaggio, così forse c'è un attenuante. Sappiamo qualcosa di questo Arturo Ferraro? Certo, rispose, impresario edile conosciuto da tutti come Beccetta. Beccetta. Rivana Nui, nel senso di pene piccolo. Sì, signore. E lui dice, ma che ne sapete voi? Ma chi è che si inventa questi nomignoli? È una questione di cultura, commissario. I proverbi sono un antico sapere popolare. Diciamo... E così, ti volevo mettere in imbarazzo e ci sono riuscito. Ci sei riuscito, dai. Una grande soddisfazione. Ascolta, dobbiamo cominciare a parlare del protagonista di tuoi romanzi, perché tiene in piedi l'impianto narrativo e, come dire, un po' il comune denominatore delle cose che succedono, degli intrecci tra i personaggi. In questa seconda storia vengono fuori bene anche i suoi collaboratori, hanno una profondità diversa, un modo di interagire con lui più robusto, sviluppano l'indagine insieme a lui. Ecco, mi sembra meno solo in questo senso, e questo è un lavoro che hai fatto che mi è piaciuto molto, però ovviamente Alvise Terranova è catalizzatore di quello che succede, anche della tua scrittura, del tuo gusto. Per chi non ha letto Omicidio a Carloforte possiamo dire che una buona forchetta, come spesso succede ai commissari dei romanzi gialli, possiamo dire che adora Tom Waits, e ovviamente possiamo dire che ha il cuore spezzato in qualche modo e che sta cercando di rimettersi un po' a posto. Esattamente, allora Alvise, diciamo, è un po' il protagonista di questa serie di gialli. Molti mi hanno chiesto che cosa c'è di me in Alvise Terranova. Devo dirti, per quanto mi piacerebbe dirti tanto, ti dico, insomma... Spero non il fegato, ecco. No, ormai sono fuori allenamento. Diciamo, ho cercato, siccome per mesi diventa il mio migliore amico, in cui passo il tempo in un bar o in una cameretta per scrivere di lui, ho cercato di dargli quelle che sono un po' delle caratteristiche che mi piacciono. Per esempio, è una persona molto sensibile, è una persona che ama la poesia, ama Tom Waits, è una sorta di collage di quelle che sono le caratteristiche che mi piacciono delle persone. Ho cercato di metterle in lui. E in questa indagine, in questo libro, come hai detto tu, ho fatto
l'ho messo anche sotto una lente di ingrandimento, ho cercato di andare oltre quello che era Alvise Terranova in Omicidi a Carloforte, ho cercato proprio di guardarlo più a fondo, cercando di sviluppare quella che è un po' la sua sensibilità, da dove nasce anche, forse un po' la genesi della sua sensibilità, delle sue esperienze anche passate. E così ho fatto anche con i suoi collaboratori, che a un certo punto nel primo libro Alvise era arrivato da poche settimane a Carloforte, non conosceva bene tutti i suoi collaboratori. Adesso è cambiato il rapporto, è cambiato anche la fiducia che ha lui verso i suoi collaboratori, e poi a un certo punto, anche per sopravvivere, ha bisogno di delegare, di avere un supporto, e per quanto siano un po' sghendi i suoi collaboratori, alla fine, oltre a Elisabetta, sono le uniche persone che ha intorno a lui, non gli resta tantissimo, se non un bagaglio importante del suo passato, perché Alvise vive completamente nel passato, cioè ha il terrore che questo passato si possa dimenticare. Dimenticare il passato significa un po' non averlo vissuto, e quindi lui si trascina dietro un po' tutta la sua sensibilità, tutte le sue esperienze positive o meno, e le porta con sé e le regala poi al lettore, oltre a regalarci anche cose, diciamo, divertenti, perché ha un buon senso dell'umorismo, diciamo, è una buona forchetta, Un forte bevitore. è un forte bevitore, perché deve, diciamo, colmare un po' di inquietudine, diciamo, una sorta di bevuta terapeutica la sua, se così si può definire. Un'altra delle cose interessanti di questo quasi quarantenne, poi, perché questa è l'età del commissario, Sì, no? compierà 38 anni in questo romanzo. Forse addosso lui se ne sente si sente più vita di quanto secondo me Probabile. come spesso capita, no? Alle persone che hanno quel bagaglio di malinconia addosso. Un'altra cosa interessante è che scrive poesie, e quindi ti chiederei che cos'è La notte dentro. Allora, Alvise scrive poesie ovviamente solo quando ha, diciamo, una sorta di malinconia che lo pervade. La notte dentro, diciamo, nel libro sono dei piccoli paragrafi che poi si scoprirà scritti da Alvise, che ci accompagnano in una delle esperienze del suo passato, che in qualche modo lo hanno segnato, e che in qualche modo, immagino, se il commissario Alvise tornerà con una nuova avventura, e ritroveremo poi in un'altra avventura. La notte dentro è proprio il suo modo di essere, la sua... Lui riesce a scrivere solo quando a un certo punto dice: io per scrivere ho bisogno di nero, della notte, cioè, e poi la notte ce l'ha dentro, cioè questa sorta di malinconia molto spiccata. E io quest'anno ho letto un libro molto bello di Recalcati, che è La luce delle stelle morte, credo, che è un saggio sul lutto e sulla malinconia, e poi da lì ho ritrovato tante cose di Alvise, perché poi c'è queste esperienze negative che ci segnano, ovviamente è vero, ci aprono delle crepe, però ci lasciano un segno, una profondità importante. Molto bella questa cosa, era la prossima cosa che ti avrei chiesto, perché è una frase che colpisce, che non ti aspetti forse a quel punto del libro, perché arriva quando siamo già in fondo, ed è appunto questa: per scrivere Alvise ha bisogno del nero, e quindi mi viene facile chiederti di cosa hai bisogno tu per scrivere, di che colore. Abbiamo detto che riesci a scrivere al bar o in cameretta e c'hai questa skill, però scavando un pochino più dentro. Beh, immagino che sì, anch'io abbia. A un certo punto Alvise dice anche, come diciamo a Carloforte, mi piace più il rotto dell'intero, che è un modo di dire, insomma, che è facile intuire cosa voglia dire. Quindi io, diciamo, per scrivere intanto ho bisogno di organizzazione,
diciamo, tornando di nuovo un po' alle cose pratiche, poi la mia scrittura si divide in varie fasi, poi c'è tutta la fase in cui penso una storia, quando faccio la scaletta, lì mi va bene qualsiasi colore. Il nero mi serve quando poi devo fare un lavoro di introspezione e andare a fondo nei personaggi. Allora io ho bisogno di nero assoluto. Hai voglia di leggere qualcosa? Sì. Siccome la prima presentazione di Omicidi a Carloforte che facemmo, una persona del pubblico mi ha detto: sai che si capisce che sei di Carloforte? Io, scusa, perché ci hai letto l'estratto gratuito di Amazon. Allora, questa volta per smentirlo, credo di aver detto chi è il morto, io non avevo mai assistito a una cosa del genere, quindi torna questa accusa. Dai, magari alla fine lo diciamo. Dicevo, per smentire queste voci infondate sui microfoni, ho scelto una parte un poco più avanti che spero non rientri nell'estratto. Svoltando in salita, la caletta si aprì davanti agli occhi di Alvise simile a una vecchia cartolina. Non era come in autunno o in primavera, quando il mare si mangiava un pezzo di spiaggia fino al chiosco. I colori dell'acqua e della costa si mostravano quasi fossero stati ripresi attraverso l'obiettivo di un maestro del cinema, intensi e indomabili. D'estate la spiaggia diventava enorme, i colori saturi e caldi, una grande distesa di sabbia bianca chiazzata dagli ombrelloni e dagli asciugamani. Eppure restava sempre bella, un po' sofferente ma bella. Alla sua sinistra l'imponente struttura dell'hotel si ergeva austera. Il cemento e i mattoni non sapevano ancora se sentirsi eleganti oppure grossolani, orfani della mano dell'uomo. La vegetazione si diradava man mano che l'altura si chinava verso il mare. Alvise ricordava i tronchi artritici di alcuni ginepri secolari, piegati dal vento. Ormai erano stati tagliati, testimoni antichi e scomodi dell'avanzata dell'uomo, dei servizi e del mattone. Prima di infilare il telefono in tasca, vide che aveva ricevuto un messaggio di Elisabetta. Scusa se a volte sono così, ho solo paura di perderti. Anch'io vorrei passare più tempo insieme a te. 1 mese e mezzo di pazienza, poi appena sarà finita l'estate il lavoro si dimezzerà e tu ti stuferai perfino di vedermi. Alvise sorrise, ripensò al sogno della notte precedente e fantasticò di abbracciarla e rassicurarla. Ma mentre la stringeva la immaginò riempirsi di tante piccole crepe come un vaso di ceramica e sentiva che anche lui era lo stesso. Era rotto in un modo per cui gli veniva difficile pensare che si sarebbe mai potuto aggiustare. Un abbraccio troppo forte li avrebbe ridotti in 1000 pezzettini. E non è forse per questo che non riesci ad affidarti totalmente ad un'altra persona? O c'è qualcos'altro? Chiara non c'è più. Chiara, sempre Chiara. Avevate pianificato ogni dettaglio per il tanto desiderato trasferimento a Carloforte. Vi sareste sposati, avreste costruito la vostra vita nell'isola in cui sei nato e a 14 anni hai lasciato per seguire la tua famiglia, il lavoro di tuo padre. Avevate pianificato tutto, tranne che Chiara ti mollasse prima di partire. Scacciò quei ricordi, ritornando a concentrarsi sul messaggio di Elisabetta, ma il senso di colpa era come un tizzone di braccio rovente, coperto dalla cenere apparentemente fredda e grigia. Cercò di scrivere una risposta sensata, ma per quanto si sforzasse in quel momento, tutte le parole gli sembravano vuote, senza senso. Alla fine cancellò quello che aveva scritto e mise il telefono in tasca. Grazie. E qua abbiamo ritrovato anche il motivo vero per il quale un Carlofortino, ormai quasi non più Carlofortino, perché lui lascia l'isola a 14 anni seguendo la famiglia, non il padre che si trasferisce a Genova. Il motivo di questo ritorno, che era una donna,
una donna che quando lui ottiene il trasferimento al commissario Carloforte, immagino che non ci sia la fila di persone non carlofortine che chiedono il trasferimento lì, lo accontentano e si trova la no. sorpresa. Sì, si trova la sorpresa Quindi, che la persona che sarebbe diventata sua moglie, che aveva tanto spinto per questo ritorno a Carloforte, non ci va, quindi lui si ritrova da genovese a rivivere i posti della sua adolescenza, della sua infanzia, senza la persona per cui aveva fatto questo gesto forte. Esattamente, sì. Perché poi, cioè, ora non lo so se lui, perché poi cioè, i personaggi ormai sono autonomi, io non decido più nulla. Mi chiedo se effettivamente avesse fatto questa scelta per Chiara o per l'isola. Lo scopriremo probabilmente. Questo è interessante da capire. Magari ce lo può dire il mare, perché per dei romanzi ambientati a Carloforte è chiaro che il mare gioca un ruolo quasi da personaggio, non direi neanche inanimato, però da personaggio non antropomorfo, diciamo così. A un certo punto Alvise dice una cosa molto bella, si chiede come fai a spiegare che cos'è il mare a chi non ne ha paura, e poi si risponde anche di che cos'è il mare per lui. Quindi forse la risposta è lì, volevo un po' interrogarti su cos'è il mare per lui, per i personaggi, per te, per un Carlo Fortino. Beh, diciamo che per un Carlo Fortino il mare attualmente è tutto, è proprio un elemento in cui si è immerso. Ho pensato spesso a questo elemento. Il mare ovviamente per quei popoli che vivono affacciati su di esso rappresenta intanto una ricchezza, per il commercio, per potersi spostare, però per noi in particolare ha rappresentato anche un incubo terribile, che è quello dell'invasione barbaresca che avvenne poco prima del 1800, in cui vennero resi schiavi oltre 800 persone, donne, bambini. Quindi non è un caso che in Carlofortino mare si dica mo, che significa sia mare che mare. E questa è una considerazione che ho fatto spesso. Quindi che cos'è il mare? Mare oppure rappresenta diciamo un luogo che non ha strade ma ha infinite rotte, infinite possibilità o una prigione, perché molti, io conosco anche persone che vivono il mare soprattutto in un'isola minore come una prigione, un modo per non poter andarsene. Però insomma generalmente credo che in qualche modo sia una sorta di quando nasci in un'isola è come se ti venga iniettato questa una sorta di malinconia di base, voglia di partire, ma appena ti muovi di 100 metri senti la nostalgia del ritorno, la voglia di ritornare a casa. Sì, questa è una cosa credo che ci accomuni proprio come sardi, no? Esattamente, sì. Anche l'ambizione in alcuni casi di dover andare via per perseguire un obiettivo, e quindi il mare diventa possibilità, ma diventa anche confine, diventa barriera. È molto bella, tornando alle ambiguità, questa cosa che hai detto proprio linguisticamente, su come la traduzione di mare avviene in Carlofortino. Stando sulla lingua e tornando all'appendice che prima ho tirato in ballo in maniera un po' scherzosa, in realtà ti vorrei fare una domanda sul pasticcio linguistico dei tuoi romanzi, in cui viene quasi del tutto, ma non totalmente, bypassato il sardo campidanese, insomma la lingua del nostro meridione dell'isola, per abbandonarsi in questi suoni che rendono Carloforte, devo dire, per un non nativo, un posto doppiamente speciale. Carloforte è un posto che amo molto, in cui vado spesso e in cui la percezione innanzitutto di quel micro viaggio e della lingua danno davvero l'impressione di andare in un altrove. È proprio fare un viaggio. Fare un viaggio, sentire suoni diversi, prendere fisicamente un mezzo diverso, cioè non è la stessa cosa che andare a Capra a secco, che è ugualmente bello, che ugualmente c'è il mare, che ugualmente mi fanno la pizza e i cagnolini, però ti parlano come a Guasila, cioè
No, nel senso che ovviamente la scelta linguistica è, cioè, io diciamo tutti i bambini a Carroforte parlano il tavarchino, il carrofortino, e soprattutto quando devo caratterizzare un personaggio tipico locale, come non so, ora mi viene in mente il meccanico Pino Siffredi, o come in Pino e i cantieri Siffredi, oppure come era in Omicidio a Carloforte le Comari, mi viene proprio quasi d'obbligo, perché sempre per il discorso che i personaggi poi ad un certo punto parlano come vogliono, utilizzare il dialetto tavarchino, perché e poi esiste anche una forma molto divertente che si sente spesso in giro, che è il tabarchino italianizzato. Sicuramente capita poi anche col sardo, e ho cercato ad alcuni personaggi proprio di farli parlare come un personaggio carlofortino, e questa volta, come hai detto tu prima, alla fine del libro ho messo le traduzioni, perché qualcuno mi ha detto, siccome in Omicidio a Carloforte non è essenziale tradurlo, perché poi diciamo in un dialogo il personaggio che dà la risposta successiva ti chiarisce poi il concetto. Qui ho deciso di inserire le traduzioni per regalare qualcosa di più al lettore, perché poi ho scoperto che sono anche lettori interessati a capire poi quelle frasi di Carlofortino. Solo che da buon Carlofortino l'appendice costa 2,50 € in più, quindi non è vero, è gratis, è alla fine di tutte le edizioni del libro. Volevo chiederti una cosa invece, perché questo è un libro mondo, ci sono dentro questa indagine nozioni medico-legali, concetti giuridici, storia di Carloforte, una parte delicata, immagino anche complessa, credo sia stata quella delle ricerche. Come ti sei mosso? Quanto tempo allora, essenzialmente quando leggo un giallo o quando scrivo non mi interessa cioè, che ci sia la procedura esatta della polizia giudiziaria, perché altrimenti mi leggo un manuale, però ovviamente è anche giusto essere precisi, per cui diciamo ho uno staff di Carlofortini che mi aiutano in questo, cioè sono dei medici legali, degli ingegneri, degli avvocati che poi ringrazio a fine del libro, che diciamo mi aiutano a non scrivere troppe scemenze, nel senso, per cercare di tenere quello che è la realtà dei fatti, ma senza approfondirla troppo, perché quello che mi interessa a me è l'indagine proprio psicologica, l'indagine dei personaggi, della storia, non i tecnicismi puri. Però ovviamente la storia deve essere verosimile, quindi non ti puoi inventare grandi cose. Ci spendi un po' di tempo in queste ricerche, perché ovviamente prima di disturbare le persone comincio a farmi prima una ricerca su internet, poi una volta che ho le idee un po' chiare chiedo conferma, e allora lì poi vado ad affinare le informazioni. Per i cenni storici è fantastico, a Carloforte ci sono dei gruppi appassionati di storia locale, tra l'altro un gruppo è guidato da un mio caro amico, quindi basta fare una telefonata e c'è proprio la passione di raccontare e di preservare le radici, la storia. Allora, sono le 7:10. Com'è il cuore, Nico? Un po' i battiti stanno accelerando, un po' comunque abbiamo iniziato alle 18:05 e ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro incontro con Antonio. Secondo me è arrivato il momento, a parte che c'è una PM tifosa del Cagliari in questo libro, quindi anche per rispetto, per rispetto c'è il quadro di Gigi Riva in procura, quindi anche per rispetto proprio dei personaggi. A differenza dell'altro, qua vengono anche a Cagliari a farsi un giretto. Si spostano. È molto tenera la parte in cui Rivano
non sa che cazzo fare a Cagliari, perché l'ispettore entra in procura e lui non sa dove andare, non conosce la città e rimane lì a aspettarlo durante tutto il tempo di questo colloquio. Quindi per onorare questa santissima PM che tifa il Cagliari, io andrei a chiudere con i feedback. Adesso ne arriveranno di nuovi, leggerete il libro, vi rendete conto che è molto bello e ne scriverete nei vostri social o manderete delle lunghe lettere ad Antonio. Però intanto il privilegio di parlare con un autore che è già al secondo libro è che possiamo un po' raccontare come è andato il primo. Abbiamo iniziato questo incontro dicendo che è stato un libro molto fortunato, molto letto. Antonio ha girato tanto per promuoverlo, è stato invitato da tante parti proprio perché il libro era bello. E fortunatamente sono arrivate anche un sacco di recensioni dove su Amazon in privato, diciamo così, verbali, che vale la pena un po' riportare. Allora, intanto sì, Omicida Carloforte è andato molto bene, abbiamo fatto 4 edizioni, è uscito anche nella versione tascabile della Pickwick l'altro giorno, quindi è andato molto bene. Io ho raccolto alcune delle recensioni che più mi hanno colpito, diciamo di quelle ovviamente senza lode. Per esempio alcuni su Amazon mi scrivono: bellissimo, consegnato nei tempi indicati. Poi un'altra mi scrive: carino, non convincono le descrizioni della Milano degli anni 40. Poi c'è una recensione che ho avuto verbalmente durante la presentazione che ho fatto a Carloforte l'anno scorso, e un signore me l'ha detto in dialetto, mi ha detto un rubinetto che sgure, che significa letteralmente è un rubinetto che scorre. Allora il mio peggior nemico che vive qua dentro subito ha messo sulle difese e ha pensato: ma no, fa acqua da tutte le parti. Invece avrei detto che perde, per il rubinetto che perde, invece che scorre. Invece poi è stato molto carino, allora siamo abbracciati, insomma, vabbè. Poi un altro mi scrive: un libro molto apprezzato da mia suocera. Poi vabbè, questa voce mi ha detto: guarda, mi hai tolto il problema del regalo a mio padre. Io gli ho sempre regalato dopo barba, mio babbo la barba non gli cresce, e quindi ora se fai un libro all'anno io gli posso regalare i tuoi Siccome libri. tra 10 anni scopriamo che manco legge il babbo, per cui il problema è suo non scegliere di regali. Le ultime due, poi questo è un messaggio privato, mi ha scritto: ne sentivo parlare e non ho resistito, l'ho comprato in clandestinità, di nascosto come un ladro, non posso farne pubbliche lodi, ti scrivo qui. Ha scritto una recensione bellissima e gli scrivo: ma scusa, ma da nascosto da chi? E lui mi dice: da mia moglie, se scopre che ho comprato un libro mi sbatte fuori di casa. L'ultimissima, la più bella, che purtroppo è comparsa solo per 24 ore, poi è sparita. Perché era un commento scomodo. Era una cosa scomoda. E questi mi scrivono: il titolo è Sono positivamente sorpreso. Avevamo già un robot aspirapolvere che ha già svolto un ottimo lavoro nella lotta contro il nostro pastore tedesco. Ma durante la stagione fredda e umida la situazione peggiora ed è davvero un calvario pulire il cane. Dopo una lunga fase decisionale abbiamo quindi accettato un prezzo di offerta. Lo rifarei, anche se mi costasse un rene. Antonio Boggio, Grazie a tutti. fatevi un bel regalo e leggete il diritto alla Valle d'Argento, parlatene in giro, suggeritelo se vi piacerà, ma non a tutti, perché i libri vengono sostenuti da chi li ama e da chi ne parla. Grazie a tutti. Grazie Nico, grazie Liberos, grazie a tutti veramente di essere stati qui in questa giornata decisiva.